Filippo Pozzato, da corridore professionista a organizzatore, campionato italiano di ciclismo su strada professionisti, insomma una mansione completamente diversa. Qual è l'emozione? Sì, mansione completamente diversa, un po' più complicata perché non è una cosa che mi viene naturale, ma devo imparare a fare, quindi speriamo sia sicuramente un qualcosa di buono per tutto quanto il ciclismo, per tutto il movimento. L'intenzione sarebbe quella, speriamo di riuscire nell'obiettivo. L'emozione è sicuramente tanta, anche se è un approccio diverso a quello di prima, però siamo su una buona strada, siamo contenti e speriamo di dare un bello spettacolo per tutta quanta la gente che sarà sulla strada a vederlo. Diciamo che sarà un percorso difficile, un percorso complesso, un percorso che tu conosci sulla Rosina, ma sarà soprattutto, ci sarà un pizzico di malizia anche nell'organizzare e veder soffrire i corridori e fargli ricordare quanto hai sofferto anche tu. Ma no, io spero sia un qualcosa di bello, di emozionante per i corridori prima di tutto, e che sia vincente, dove si possa mettere in atto una sfida che faccia divertire il pubblico, che è la cosa sostanziale, creare un evento che piaccia alla gente, specialmente alla gente veneta del territorio, visto che è un territorio dove sono nato, dove siamo nati noi organizzatori, che ci ha dato tanto e che vogliamo continuare a dare tanto a questo movimento. Sicuramente sarà un percorso impegnativo perché 12 volte della Rosina non sono semplici, però io penso non sia neanche così complicato come può sembrare, almeno con il ciclismo attuale dove tutti quanti riescono a stare davanti anche in salita, specialmente anche i velocisti di adesso, sono velocisti un po' diversi quelli di 20 anni fa, quindi sicuramente le 12 volte sono tante, ma non penso siano impossibili, anzi penso ci sia il giusto mix tra corridori anche da corse a tappe, corridori come Nibali che possono andare bene su una corsa di un giorno come questa, o velocisti come Viviani che possono magari tenere o sfilarsi malapena sull'ultima ascesa e poi rientrare per far sì che sia uno spettacolo dove tutti i più forti sono davanti, un po' questo sarebbe l'intento. Si è perso negli anni, da quando sei passato tu professionista, la passione e il rispetto per la maglia tricolore e per i campionati italiani? Ma diciamo che negli ultimi anni si è persa un po', forse negli ultimi 3 o 4 anni è ricominciato a salire un po' come era una volta, perché comunque con l'obbligo di partecipare a tutti i corridori qualcosa si sta muovendo. L'idea di partire dal campionato italiano come trampolino di lancio, come punto di partenza è proprio quello, riuscire a dare un po' più di importanza al tricolore, visto che negli ultimi anni non è più come lo era parecchi anni fa, quindi speriamo sia un punto di partenza e avvicinare la folla a questo evento e poi tramutarlo in qualcosa di ancora più grande.